Anche quest'anno all'Istituto Alberti di San Donà di Piave si è svolta la giornata dedicata al progetto Sapori alla Vita. A fare da relatori alla conferenza anche 2 campioni paraolimpionici. Vediamo il servizio. Perché sì, mai gettare la spugna. È tornato nella sua terza edizione il progetto Sapore alla Vita all'Istituto Alberti di San Donà di Piave. Grazie alla collaborazione del centro di riferimento di Portogruaro per i disturbi del comportamento alimentare e del peso, dell'ULS 10 Veneto Orientale, dell'Associazione Fenice Onlus, della TVO Azienda Trasporti del Veneto Orientale, l'Istituto Alberti ha organizzato un importante incontro informativo per gli studenti, ponendo l'attenzione sulle tematiche del mondo giovanile. Una riflessione sulla comunicazione nel mondo giovanile, nell'era della tecnologia in continuo avanzamento e nell'epoca dello sviluppo e della crescita di Internet. Un confronto al quale ha partecipato anche l'ex sindaco di San Donà di Piave, presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, insieme ai rappresentanti delle categorie partecipanti. Tra i relatori di spicco anche 2 campioni paralimpici. Alvise De Vidi, tetraplegico a causa di un tuffo eseguito in modo sbagliato e ora nuotatore e atleta su gare che vanno dai 200 metri alla maratona, attuale capitano della nazionale italiana di wheelchair rugby, vincitore di 14 medaglie in 6 edizioni delle Paralimpiadi. E poi Oscar De Pellegrin, specialista nelle discipline della carabina e del tiro con l'arco, vanta 70 titoli italiani, 11 record nazionali e 4 record del mondo. Come non gettare la spugna, come rialzarsi dopo una caduta e come affrontare le drammaticità che la vita ci impone sono alcune delle domande alle quali hanno tentato di rispondere i relatori, portando le proprie esperienze di vita e cercando di regalare un poca della loro conoscenza degli attenti ragazzi molto giovani. Going back to the start.